Buonasera a tutti, mi chiamo Corrado Matteo, appunto, sono un geologo specializzato in geofisica, in particolare nella pianificazione per la riduzione del rischio sismico. Per prima cosa volevo ringraziare l'amministrazione per questo intervento e per la possibilità appunto di esporvi questa problematica che riteniamo essere una problematica molto importante, perché il problema sismico è un problema ormai conosciuto fino a un certo punto, ma molte volte dimenticato, soprattutto in quelle zone in cui il rischio sismico è anche elevato, ma magari l'evento sismico è da anni che non si ripresenta e quindi la memoria storica a volte della vita proprio delle persone è ridotta rispetto a quello che avviene nell'era geologica e appunto negli eventi sismici. Quindi è sicuramente un tema importante che negli ultimi giorni abbiamo sentito a causa purtroppo degli eventi sismici che hanno caratterizzato il nostro territorio italiano nel centro Italia, e con varie situazioni che possono essere anche date sia da un contributo di pericolosità, e però adesso vi spiego cosa significa, sia come valore esposto che come vulnerabilità. Tutti questi tre fattori sono tre fattori, quindi significa che se aumenta uno di questi tre fattori aumenta il rischio sismico, perché il rischio sismico di fatto è il prodotto di una pericolosità per il valore esposto per la vulnerabilità. La pericolosità cos'è? La pericolosità è quanto geologicamente un territorio è pericoloso. Questo è un dato di fatto, è studiato, e se vogliamo fare un paragone, l'Italia di fatto, perché geologicamente è così, ha una pericolosità inferiore a quella del Giappone. Questo è un dato di fatto perché geologicamente, ripeto, è così adesso e lo sarà ancora per svariate migliaia di anni. Il valore esposto è cosa viene edificato nel territorio che io vado a studiare. Facciamo anche qui un esempio. Se io vado a studiare il deserto del Sahara, anche se dovesse presentare una pericolosità altissima, il rischio sismico è nullo perché non c'è nessuno. Il rischio sismico dove non c'è la vita umana per noi è considerato zero. Infine c'è la vulnerabilità e riguarda le strutture, cioè come le strutture reagiscono a un terremoto. Chiaramente mi viene da pensare al centro storico, ad esempio di Vicenza, costruito centinaia di anni fa, che di caratteristiche antisismiche chiaramente non ha nulla e quindi ha una vulnerabilità molto alta, a differenza ad esempio di case costruite magari recentemente, costruite con carismi antisismici, dove la vulnerabilità di fatto è bassa. E se dobbiamo quindi fare un altro esempio con il Giappone, possiamo dire che la pericolosità italiana, proprio come evento sismico che noi ci attendiamo, è inferiore rispetto al Giappone, ma la vulnerabilità delle nostre strutture è così alta rispetto a quelle giapponesi, ad esempio, che alla fine il rischio sismico italiano è più alto di quello giapponese, proprio per questo effetto di peso di questi tre fattori che sono molto importanti. Quello che facciamo noi come geologi in particolare è studiare la pericolosità di un territorio. Vi farò vedere, abbiamo studiato la pericolosità ad esempio del territorio vicentino, cercando di capire se è una problematica di cui dobbiamo preoccuparci o meno. Qui io vi ho riportato, giusto per cominciare a entrare nel tema, la distribuzione degli eventi sismici negli ultimi 30 anni nel territorio italiano, nell'ultimo trentennio dall'81 al 2011, e come potete vedere ce ne sono tanti terremoti in Italia, ci sono soprattutto di entità medio-bassa, ma ce ne sono molti anche di magnitudo elevata, che possono essere pericolosi per noi. Abbiamo visto a Matrice, terremoto da 6.5 ha raso al suolo intere città. Succede un 6.5 in Giappone, forse neanche se ne accorgono, questa è la realtà. Poniamo attenzione, perché per televisione se ne sentono tante, della magnitudo ad esempio, si parla di questo numero che ne rappresenta l'energia liberata da un terremoto, no? Beh, tenete presente che in realtà la magnitudo è un parametro molto molto complesso, ma la cosa importante da considerare è che è sviluppato, si dice, su una scala algoritmica. Cosa significa? Che dire un magnitudo 5, un magnitudo 6, non vuol dire una potenza doppia rilasciata dall'evento sismico, ma è 30 volte più potente un terremoto. Ok? Quindi due numeri, cioè da 4 a 6 ad esempio, parliamo di un terremoto che è 900 volte più forte. Quindi quando a Sumatra ad esempio è venuto un magnitudo 8, 8,5, sono terremoti che in Italia non potranno mai avvenire. Questo è importante saperlo per progettare e per adeguare correttamente le nostre strutture. Quindi la prima cosa che noi facciamo quando andiamo a studiare la sismicità è guardare indietro nel tempo, perché è lo strumento più importante che noi abbiamo. Quindi se io devo riassumere gli eventi sismici che hanno caratterizzato
la storia italiana, sicuramente partirei dal terremoto di Messina del 1908. Questo è un terremoto storico, soprattutto perché da qui è cominciata la classificazione sismica in Italia. Prima del 1908 in Italia non c'era pericolosità sismica, almeno così si credeva. Dopo questa data fu messo un bollino rosso a Messina proprio per indicarne la sua pericolosità sismica. Subito dopo, altri anni, passarono pochi anni, nel 1915 terremoto di Avezzano, magnitudo 6.6, anche qui 30.000 morti, secondo bollino rosso. E così si andò avanti negli anni, terremoto del Belice del 68, magnitudo 6.1, Irpinia, questo lo ricorderete sicuramente, dell'80, magnitudo 6.9, uno dei più violenti terremoti avvenuti in Italia. Per entrare nella storia moderna, Friuli del 76, magnitudo 6.5, L'Aquila 6 aprile 2009, per entrare poi successivamente nella storia di pochi anni fa, Modena Ferrara 2012, magnitudo 5.9, bilancio di 25 vittime e centinaia di feriti. Quindi due considerazioni: in Italia ogni 5 anni avviene un evento sismico catastrofico. Questo è un dato di fatto che è successo negli ultimi 5 anni, negli ultimi 100 anni, e succederà la stessa cosa per i prossimi 100 anni. Questo è un dato di fatto certo, e così in Italia dobbiamo convivere con questo rischio. L'altra cosa interessante da osservare però è che le magnitudo che entrano in gioco in Italia vanno da 6 a 7 massimo, e ripeto, sono importanti questi valori per la progettazione. Ad esempio all'Aquila il terremoto, che è stato il terremoto di 6.5, è stato creato, poi vi spiego un po' meglio, da una dislocazione crostale di 10 km, cioè la roccia si è rotta per 10 km. Questo è il terremoto generato dall'Aquila. A Sumatra nel 2003, terremoto violentissimo, è stato creato con una dislocazione tettonica di 1200 km, quindi parliamo di strutture geologiche completamente diverse. Come dire, domani avviene un evento sismico in cui la Sicilia si viene a ritrovare nelle Alpi. Questo non è chiaramente possibile in Italia. Terremoto di Amatrice, 24 agosto 2016, magnitudo 5.9. Per inciso, ad Amatrice in passato siamo andati a ricercare i terremoti storici, ne è avvenuto uno nel 1639, magnitudo 6.2, terremoto del 1646, magnitudo 5.9, 1703, magnitudo 6.9. Terremoto di Visso, 26 ottobre 2016, magnitudo 6.5. Quindi insomma è la solita storia, purtroppo, che si ripete in Italia. Tra questi ne ho tralasciato uno di proposito, perché l'ho lasciato per ultimo, ed è il terremoto di San Giuliano di Puglia del 2002, magnitudo 5.4. Ve lo ricorderete non tanto per la violenza di questo evento sismico, ma per quello che ha provocato, ed è stato il collasso della scuola, sotto la quale persero la vita 30 bambini con le maestre. Importante perché successivamente a questo evento sismico, finalmente in Italia, l'Italia viene considerata una nazione ad alto rischio sismico, divisa a fasce, dalla fascia zona 1, quella rossa, quella più alta, fatalità nella Calabria, nel Belice, nel Friuli, per passare poi dalla zona 2 a quelle meno sismiche, zona 3, zona 4. Qui il normatore secondo me ha commesso un errore e ha chiamato zona 3 a rischio basso, secondo me è un termine non corretto. Se guardiamo in Emilia dovrebbe essere un rischio basso, avrei usato forse un altro termine. Cos'è un terremoto? Questa raffigurazione semplicistica di fatto, però a mio avviso sicuramente illuminante, perché consideriamo un blocchetto di roccia che rappresenta la nostra terra, i nostri piedi. Questa roccia sottoposta ad uno stress per motivi geologici a un certo punto si rompe. Quando avviene questa rottura viene un rilascio di energia, molto semplice, e avviene un terremoto. Abbiamo studiato alle elementari che c'è la Terra, è formata dal nucleo, dal mantello esterno e dalla crosta superficiale. La crosta è divisa in placche, no? Lungo le linee di giunzione delle placche avvengono fenomeni distensivi e compressivi, perché le placche si muovono, una reciproca vicino all'altra, lungo delle linee preferenziali. Queste linee sono queste linee rosse qui. La geologia ci dice questo, non è che ci inventiamo nulla. Quindi una linea che passa dall'America del Sud, America Centrale, America del Nord, Alaska, scende giù per il Giappone e gira qui per la catena alpina himalayana, no? Quella che interessa a noi è questa zona qui. Chiaramente in Africa, Centro Africa, io non mi aspetto terremoti, perché lì non possono esistere terremoti. Vi ho mappato la distribuzione degli eventi sismici degli ultimi 2 settimane in tutto il mondo.
Questa distribuzione è esattamente la stessa distribuzione delle linee di placca. Voi la vedete benissimo, parte dall'America del Sud, gira su, America del Nord, Alaska, gira giù per il Giappone e zona Mediterraneo. Chiaramente qui c'è un risentimento degli eventi sismici che hanno caratterizzato Amatrice e Norcia. Se facciamo una zoomata nel Mediterraneo, e questa chiaramente è la distribuzione delle ultime 2 settimane riposta precedentemente, le nazioni che si devono preoccupare di terremoti sono sicuramente la Grecia e la Turchia, ma l'Italia è comunque in testa a questa classifica. Questa linea che vi ho detto di placca in realtà non è una linea, è una fascia di territorio e non è una fascia proprio orizzontale che taglia il Mediterraneo a metà. È una linea di questo tipo. Questa è la placca africana e questa è la placca euroasiatica. Chi vive a Venezia di fatto è un africano perché sta sulla placca africana, ha questa forma qui di giunzione, passa per la Sicilia, arriva in Calabria, taglia gli Appennini a metà, arriva al lago di Garda, intorno a Peschiera gira a destra, arriva grosso modo a Schio, continua verso Thiene, va su verso il Montello, arriva sopra Pordenone, arriva a Trieste, gira giù e torna giù per la ex Jugoslavia. È una fascia ben distinta, e questo è fondamentale. In Sardegna il problema sismico non esiste, c'è niente da fare. E quindi questa è una sezione, questa è la placca europea che va sotto la placca africana, questa spinta forma, si chiamano dei thrust, ma delle faglie, che sono tutte queste fagliette qui dove ci sono le Alpi, spingi, si spacca e viene il terremoto. Molto semplice. Andiamo oltre. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sicuramente ne avrete sentito parlare perché va di moda, ogni 5 anni va di moda questo ente, è uno dei più evoluti a livello mondiale, sono molto molto forti loro. Sono riusciti addirittura a ricostruire tutte queste fasce che creano terremoti e ad ogni fascia gli hanno stabilita una certa pericolosità e una certa energia che può sprigionare. Quando noi progettiamo, quando noi andiamo a individuare delle pericolosità, guardiamo proprio queste carte qui e vedete, non è una fatalità, corrisponde proprio a quella linea che abbiamo visto prima, quella che passa dalla Sicilia, gira su per la Calabria, Appennini, qua c'è casa nostra, Schio, Vicenza, gira e torna giù di qua. E allora ho fatto un giochetto interessante, no? Sono andato a prendermi Norcia e Accumuli. La situazione era questa, no? Qui c'è, magari non si legge, ma qui c'è Norcia e qui c'è Accumuli. Queste sono delle fasce che erano state disegnate prima dei terremoti, in base a cosa? Alle conoscenze storiche che avevamo e alla geologia. Effettivamente quindi sta in una zona ad alto rischio sismico. E allora alcuni mi hanno detto, ma Amatrice è un po' fuori da questa linea rossa, attenzione, no? Non è proprio dentro, perfetto. Ma i terremoti generati ad Amatrice sono stati generati da delle faglie che sono state cartografate successivamente che stavano fuori da quella fascia lì, perché nessuno lo sapeva che stavano lì, si era ipotizzato che erano qui, ma in realtà erano qui. Nella versione 2017 di questo portale ci sarà una nuova fascia che sarà quella che comprende le faglie che hanno generato i terremoti, che tanto per altri 10.000 anni queste faglie qui non genereranno più niente, perché ci vogliono più o meno 10.000 anni perché avvenga un evento sismico generato da queste faglie qui. Si sono rotte, bene, ciao. Il problema è quelle che sono avvenute 10.000 anni fa, di cui non sappiamo niente. E qui ci giochiamo tutto, e qui ci viene giocato tutto. E allora ho fatto un'altra cosa che ritengo carina, e sono andato a mapparmi queste aree a casa nostra, no? Questa è la nostra situazione di fatto. Ci sono 2 importanti sorgenti sismogenetiche, che è la fascia Thiele-Bassano e quella poi che continua verso Valdobbiadene. Questa fascia qui è una fascia di fondamentale importanza per la geodinamica terrestre italiana e quindi chiaramente siamo in una zona dal punto di vista sismico importante, non c'è niente da fare. Queste zone qui si prevede che possono generare terremoti di magnitudo 6.6, questo è stato stimato per quelle zone lì. Chiaramente uno mi dice, ma 2 ville è a posto, stesso discorso di prima. Non è così perché non sappiamo che è proprio lì e se avviene un terremoto a Thiele chiaramente 2 ville ne risente e non poco. Poi si sente parlare delle faglie, no? È giusto parlare di faglie. Le faglie non sono altro che quelle fratture, come abbiamo visto prima, che in caso di raggiungimento di uno sforzo tettonico si rompono e creano terremoti.
Che distribuzione hanno? Ce l'hanno in Sardegna? No, in Sardegna non ce n'è neanche una, quindi in Sardegna io non posso aspettarmi i terremoti. Questo è fondamentale, è fondamentale. Perché se devo dedicare una normativa ai terremoti non la vado a dedicare alla Sardegna, perché non me ne frega niente, la devo dedicare a ben altre regioni. E quindi questa distribuzione delle faglie è particolarmente articolata nella zona appenninica, si sviluppa molto bene intorno al lago di Garda e poi scende giù per Nicolo. Guardate la zona emiliana, è ricca di faglie, perché la famosa placca africana si insinua proprio qui dentro. Norcia, L'Aquila, qui c'è Norcia, Cumuli mi sembra che sia un po' più bassa qui, comunque è una zona che questa ricca di stress tettonico si viene definito. La nostra zona è questa qui invece, c'è questa fascia che è la fascia Schio-Vicenza, è una fascia di importantissimo snodo tettonico. Non si hanno evidenze della sua attività, ma non si possono neanche escludere. Passa qua è disegnata, questo è Schio e questo è Vicenza, queste sono le colline e qua è casa mia. Però quando uno costruisce, quando si fanno certi studi bisogna conoscere, non è detto che sia lì la faglia, non è detto che sia lì, potrebbe essere anche 50 metri spostata più in là, perché non lo sappiamo, cioè c'è niente da fare. C'è sicuramente perché sennò tutto il sistema geodinamico non funziona e l'abbiamo ipotizzata e l'abbiamo messa lì, con la sua attendibilità. Oltre all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia c'è un altro, sempre parastatale o mezzo, non me lo ricordo. Le azioni locali delle onde sismiche sono spesso più devastanti del terremoto stesso e sono dovute a particolari situazioni geologiche. Adesso ve lo spiego, cerco di spiegarvelo. Allora, abbiamo detto che il terremoto avviene sottoterra, e questo è chiaro, viene all'interno della roccia, si propaga verso l'alto, cioè si rompe, c'è questo scuotimento che si propaga in una certa direzione, si propaga sempre verso l'alto. Avviene qui dentro, nella roccia. Quando dalla roccia passa al terreno che ci sta sopra, l'onda sismica viene amplificata. Di quanto? Dipende da alcuni fattori che adesso non voglio neanche elencarvi, ma quello che è importante sapere è che la spinta proprio che riceve una casa dipende da quello che c'è sotto. Costruire in roccia, giusto così per confrontarsi e parlare, è il posto di fatto più sicuro dove costruire, perché la roccia non amplifica l'evento sismico. Costruire invece in argilla o in sabbia può creare amplificazioni sismiche importanti. Quindi se pensavate che la cosa più sicura era costruire dove c'è la sabbia, dove c'è l'acqua perché attutisce, assolutamente no. Costruire in roccia è il posto più sicuro. Vi ho riportato alcuni esempi per farvi capire questa cosa qui. Qui siamo in Turchia, ci sono, non lo so, sono 4 strutture identiche sostanzialmente, queste due
praticamente non hanno subito grossi lesioni, queste due collassate. Perché? Siamo andati a guardare sotto qui c'era una lente d'argilla, questa lente di argilla ha creato un'amplificazione, cosa che non ha fatto qui. Stessa cosa, stessa identica situazione, in questo punto qui in realtà era un po' diverso, queste tre strutture, ora ce ne sono due, queste due sorgono in roccia, questa qui sorgeva in sabbia, quella in sabbia ha avuto una spinta sismica completamente diversa rispetto alle altre due. Un esempio italiano, ad esempio, è all'Aquila, la casa dello studente, due case simili, una da una parte della strada e l'altra struttura dall'altra, una rasa al suolo e l'altra no. Perché? Quella rasa al suolo aveva nelle fondamenta un terreno diverso dall'altra. Il terreno crea un'amplificazione sismica, quindi nella pianificazione, nella prevenzione sismica, sapere questo è fondamentale. Stessa cosa qui, c'erano 5 strutture, questa qui rasa al suolo, perché poi siamo andati a vedere, questa qui sorgeva su un alveo di un fiume bonificato per l'edilizia, solamente che questa ha ricevuto una spinta sismica diversa. Stessa cosa qui, c'era una lente di sabbia, qui è avvenuta liquefazione, qui non è avvenuta. La struttura era antisismica, guardate come si è ribaltata, non si è rotta la struttura, perfettamente intatta, solo che gli è mancato il supporto da sotto. Quindi l'ingegneria assolutamente importante nell'elevazione, ma altrettanto importante è quello che ci sta sotto dal punto di vista geologico. Beh, sin da quanto tempo ho ancora? 10 minuti. Allora, questo è un filmato, vediamo se riesco a farlo vedere. Preferisco far vedere un altro dopo. Allora, vi raccontavo semplicemente quello che vi ho detto io, quindi vi dovete caricare. In Italia il primo caso documentato di questa cosa qui che vi ho appena detto, quando è avvenuto, fatalità in Umbria Marche nel 97, magnitudo 6.1. Un paesetto, l'ho riportato perché mi ricorda tanto Isola, Cesi, è un paese nel senso che geologicamente Cesi si sviluppa una parte su materiale sciolto del fiume, Giara, deposto il fiume, e l'altra parte Cesivilla dove sorgeva in roccia, in Torreselle, faccio per dire. A parità di evento sismico, quindi arriva l'evento sismico a 350 metri di distanza, le stesse strutture, perché devo paragonare strutture identiche, perché non posso paragonarmi a Torreselle, la struttura antisismica, in pianura una struttura costruita così. A parità di strutture, una costruita in roccia a Cesivilla ha subito molte meno lesioni rispetto a quello di Cesi Bassa, che è stata praticamente rasa al suolo, proprio per quel discorso di effetto di sito a 350 metri di distanza. Accumuli ha fatto differenza? No, non è cambiato assolutamente niente, si ripete, sempre il ripetersi di eventi ormai conosciuti per fortuna, di cui dobbiamo prendere conoscenza e buttare nella carta, come è stato fatto? È stato fatto qui, no? Allora, questi accumuli sorge in roccia, verde e roccia, si fanno delle cartografie e si guardano queste cose, no? Qui accumuli, è un'ortofoto presa da un portale che è Copernicus, se volete andarlo a vedere è un portale interessantissimo, riescono a mappare in tempo reale i danni strutturali alle case. Nelle zone colpite dal terremoto tu guardi e loro ti segnano qual è la casa danneggiata piuttosto che una struttura collassata, questo per la protezione civile, no? Perché si devono raggiungere delle case, sanno ad esempio la strada migliore da prendere. Però tornando a noi, accumuli, sorgi in roccia, questo paesino qui sorge su questa copertura gialla, che sono più o meno 10 metri di detrito, di materiale sciolto. Ebbene, accumuli e questo paesino qui, Ibica, hanno strutture praticamente identiche, solo che quelle ad accumuli nel centro non hanno subito praticamente nessun danno. I triangolini sono dei detriti, i gialli sono strutture leggermente lesionate. Guardate qui cosa succede invece, di accumuli ce ne sono tantissimi, ma l'arancione e il rosso indicano strutture lesionate e completamente devastate. Quanto sarà? Dall'altra parte della valle, 300-400 metri di distanza, stesse situazioni edilizie, qui rasa al suolo, qui no. Nella prevenzione bisogna tener conto di questo, perché il terremoto è sì pericoloso, ma ricordate che non è il terremoto a fare i morti, ma sono le case costruite male o dove non si deve costruire, o se devo costruire devo conoscere certe cose. Questo è divertente. Allora, vediamo se riesco a fare. Questo è difficile, qua si va un po' avanti con i discorsi, però
ci tengo a farvelo. Allora, abbiamo detto viene l'evento sismico nella roccia che ci sta sotto. L'evento sismico entra all'interno della copertura, no? E vi rimane intrappolato. Nel rimanere intrappolato, il terremoto si presenta, si dice, a una certa frequenza. Ok? Tenete conto che questa frequenza si può sempre misurare. Noi la misuriamo sempre questa cosa in ingegneria. Mettiamo uno strumento e misuriamo la frequenza in cui avverrà un terremoto. Questo è perché avviene questa frequenza? Perché il sottosuolo mi trasmette l'evento sismico e me lo filtra, fa una specie di filtro passa alto. Si presenta quindi un terremoto ad una determinata frequenza, sempre così, perché geologicamente è così, a meno che non cambia la geologia locale, ma di fatto è così. La cosa interessante è che si possono misurare le frequenze anche delle strutture, no? E la cosa altrettanto interessante è che quando io ho una corrispondenza tra la frequenza del sito e quella della struttura, io ho la sollecitazione massima della struttura stessa. Ok? Adesso c'è un filmato che vi farà capire esattamente questa cosa qui, però ve la spiego in questo altro modo prima. C'è un'altalena, ok? L'altalena è la mia struttura e io spingo l'altalena e sono il terremoto. Okay? Se io la spingo con una frequenza che è identica a quando l'altalena viene verso di me, io la spingo sempre di più e questa va sempre più in alto, giusto? Bene. Se invece io la spingo con una frequenza che non coincide con quella dell'altalena, io spingo ma non gli creo nessuna ulteriore spinta. Okay? E quindi l'altalena alla fine si spegne il suo moto, no? Non va avanti. Questo è il motivo perché a Città del Messico sono crollate tutte le strutture dagli 8 ai 10 piani, mentre quelle più alte e quelle più basse non hanno avuto nessuna lesione. Allora, guardate questo. Allora, questo è una tavola vibrante, si usa in ingegneria, la usiamo in ingegneria. No? Questa sotto qui mi produce un terremoto, che è figlio di quello che ci sta sotto, perché abbiamo detto avviene il terremoto, poi arriva in superficie e ha una certa frequenza questo terremoto proprio per come è fatto il sottosuolo. E qui sono raffigurate tre strutture che mi rappresentano tre edifici di varia altezza. Ok, quindi quello che farà questo video che vedrete è la coincidenza, cosa succede quando la frequenza di un determinato terremoto, che viene riprodotta da questa piastra vibrante, si dice va in sovrapposizione con una di queste. Perché va in sovrapposizione? Proprio per come è fatta questa struttura, perché la frequenza di una struttura dipende da quanto alta è e come è fatta, ed è fissa. Vedete cosa succede. Andiamo avanti. Ci stiamo avvicinando alla sovrapposizione di frequenza tra questa struttura e la piastra che vibra. Ma la cosa che dovrete osservare è le altre due che non si muovono praticamente. Sono ferme, a 4 Hz, cioè se io avvio un evento sismico proprio per come è fatto il terreno che vibra così, l'unica struttura a muoversi è questa qui e le altre due no. Fantastico. Cambia la frequenza, aumenta la frequenza, sta aumentando, cioè sempre più veloce. Questa struttura si fermerà, mentre andrà a muoversi solamente questa. Vedete, questa si è praticamente fermata, a muoversi sarà solo questa. Questo per dirvi cosa? Che ormai in sismologia si conoscono tante cose. Si conosce dove avverranno i terremoti, si conosce come si presenteranno i terremoti, perché lo sappiamo, non sappiamo dire se avrà oggi o domani qua a Isola, ma sappiamo esattamente come sarà il terremoto a Isola e sappiamo che effetto avrà sulle strutture. Cioè ormai sappiamo quasi tutto, l'unica cosa che non sappiamo è quando avverrà. Però voglio dire, se sappiamo tutte queste cose, ormai il terremoto non ci può fare più paura perché ci troviamo preparati e per rispetto delle persone che sono morte, secondo me noi almeno quello che dobbiamo fare è la prevenzione, dobbiamo lavorare sulla prevenzione, perché questo periodo di pace sismica è il periodo migliore dove lavorare. Non possiamo pensare di aspettare un evento sismico e chiederci adesso cosa facciamo? Il COC, dov'è il COC? Cioè il centro dove verrà gestita l'emergenza, dove sta? La prima area di ammassamento, ricovero, dov'è? Allora sono andato in municipio, sono andato a casa del sindaco a fare una misura, perché sono misure che si fanno, no? Queste qua. Quindi abbiamo detto, ma vediamo se il comune
ha questa cosa di doppia risonanza, no? La doppia risonanza non mi dice se viene giù il comune, però mi dice che in caso di terremoto quella struttura sarà soggetta a forti spinte o meno, e già questo vuol dire tanto. E quindi abbiamo fatto, adesso ve la faccio vedere così, siamo andati nel giardino, qui dietro, proprio qui dietro, e questo è il grafico che ne risulta, non ve lo sto a spiegare, e poi siamo andati in comune. Di fatto il comune di Isola non avrà questo problema, perché questa è la frequenza della struttura, proprio per come è fatta, per com'è in termini di forma e materiali, e questa è quella del sito. Se questa frequenza fosse stata spostata più in basso, sarebbe andata in sovrapposizione con quella del terreno, e allora avrei detto forse è il caso di darci un'occhiata più approfondita al comune. Quindi sto a posto. Ma ci abbiamo messo mezz'ora a fare questa misura, però sono misure veloci che fatte in quantità danno delle forti informazioni. Quindi, ultime slide, cosa facciamo noi? Dobbiamo lavorare su due fronti. Il primo fronte è creare delle carte, delle cartografie che mi vanno a individuare le zone che possono avere un rischio sismico più o meno alto. Questa è la partenza e lo si può fare e lo facciamo sempre. E si chiamano carte di microzonazione sismica. Una volta create queste carte, cioè visto com'è il sottosuolo, si fa una vulnerabilità, uno studio di una vulnerabilità, cioè si va a capire se una struttura soggetta a certe spinte può reagire in maniera positiva o negativa e se si può danneggiare. Con questi due step noi andiamo a fare prevenzione sismica. Quindi gli obiettivi di questi studi di pianificazione, poi vi spiego perché ve li illustro velocemente, è appunto stimare lo scuotimento sismico in superficie, rendendo quindi delle informazioni utili per la progettazione. Quindi andremo a individuare le aree per nuovi insediamenti abitativi. Si decide che a Isola bisogna espandere il proprio urbanizzato, con queste cartografie si potrà dire meglio andare a destra del fiume o meglio andare a sinistra, e se vado a destra che spese potrò incontrare nella pianificazione e nella progettazione delle opere. Quindi intervenire in certi determinati contesti, eccetera. Scegliere quindi le strutture di emergenza. Scegliere le strutture di emergenza. È inutile che vada a scegliere una struttura che magari è un contesto geologico instabile, perché questo può essere un problema. E quindi contribuisce quindi a individuare le aree per le strutture di emergenza, ad esempio. Quindi si fanno delle carte in cui si individua la roccia piuttosto che le coperture argillose, condizioni che mi creano maggiore amplificazione. Tutto questo unito al piano di protezione civile, che ora me ne parleranno. Perché questo? Perché l'unione, la sinergia tra geologia, prevenzione e piano di protezione civile è fondamentale. Vanno individuate le aree, ad esempio, di ammassamento e ricovero, dove si devono mettere i mezzi di soccorso, ma si deve sapere se quei mezzi di soccorso sono messi sotto una frana, ad esempio, o in una zona liquefaccibile. Ok? E chiaramente tutti quegli elementi interferenti, ad esempio, se questa è la strada di accesso a quest'area, queste strutture in caso di terremoto, se collassano, cioè si rabaltano, mi bloccano la strada di accesso. Verrebbe dire, che brutta parola, ma allora forse è meglio creare una strada alternativa, quindi proprio una sinergia di forze. Tutto questo perché? Perché il comune di Isola Vicentina ha aderito a una linea di finanziamento per la creazione appunto di queste cartografie di microzonazione sismica. È rientrato in questa annualità e quindi anche Isola Vicentina, anche se per la legge non è ancora previsto, è un comune lungimirante e realizzerà questo tipo di cartografie. Quindi entro 6 mesi probabilmente saranno realizzate queste cartografie per il comune di Isola Vicentina. E con questo io ho finito. Grazie.